Benegato, piacere, quale onori. Buonasera, benvenuti. Oh, Oh, prego, sorella. Pace bene. Sì, ma... Sarà da Gesù Cristo. Sempre se lo dà. sempre sia lodato. Oh, è un neuzio. Ah, già, vedi. Ma l'aveva fatto. Bebè, senti. Io non sento. Questo sembra proprio un giornolo. Cammalena. Apri una seccia, va. Se no vai a più, va. Stai io. Bebe, senta. Vicino a tua moglie. Deve da vicino. Siete troppo unite, sì. Sono unite, sa. È proprio una bella famiglia. E lei, signor Pepe? Si vede che è una personcina con i piedi per terra. Io sono Emiliana. E io sogno siciliano. No, volevo dire Emiliana da Santa Emilia e sono Sor Lucia. E io sogno siciliano di Santa Sicilia e sogno Pepe. No, Emiliana, che faccio i tortellini. Vedo io, siciliano e poco piace. Scusasse, mio marito, sapete, non è che feci tanto a scuola. E lei, signora Vitta, che scuola ha fatto? Io feci a seconda elementare, ma tutti i tempi, sapi, era come una laurea d'oggi. Anche perché alla potevo fare. Signora Franca, però vedo che ha una bella pelliccia, sapi, ne ero pure io una stessa casa. Ma non sapete mai. Usavo perché l'avevo tutta spannacchiata. Signora Vitta? Sì? Ma che bella natura morto! Ma disse cosa fatta? Benissimo. Abbiamo fatto tutto il viaggio in treno. È stato alquanto faticoso. Beh, ma sono certo che ne valsa la pena. Via che ti dissi? Che sei molto dolce, Vita, dopo posso pigliare un dolce? Ti disse no. Un paio di minuti giusto per conoscerci. Poi preghiamo e quindi parliamo di questo fidanzamento. Sì, meglio, lasciamo tutto cosa, parliamo del fidanzamento. Sì, vero. Rita, e sono contenta, ti vedo radiosa. Radiosa. Vita, ma che significa radiosa? Radiosa, seguo filo, logico, che sente sempre a radio, no? Ma signora Vita, la parola radiosa ha tutt'altro significato. Quindi, Esaltata da una prorompente luminosità. io che dissi? Saudato che si rompe da luci, e la stessa cosa è. Fece la traduzione logica. Non capivo.